dare un nuovo assetto alla rete di emergenza-urgenza territoriale, in funzione del riordino del servizio sanitario regionale. Questa la proposta della Lega Nord per il futuro, in modo tale che vengano attribuite alle COP, centrali operative provinciali, rilevanti funzioni di regolarizzazione e sviluppo del sistema dell'emergenza. Nel modello proposto, parte delle risorse sono fornite da enti e associazioni di volontariato o da ditte private, con cui le aziende ULSS instaurano rapporti convenzionati e contrattuali. L'erogazione delle prestazioni di emergenza-urgenza sul territorio avviene da parte di una pluralità di soggetti, sia del sistema regionale, pronto soccorso, SUEM 118, sia dal mondo del volontariato. Per procedere a una omogeneizzazione e standardizzazione a livello regionale dei criteri di acquisizione e finanziamento, bisogna avvalersi della solida esperienza accumulata finora a livello delle centrali operative 118 provinciali. Il nuovo piano sociosanitario dovrà dare per cui una risposta chiara e precisa anche per quei cittadini nelle zone più disagiate. La crisi mondiale dei mercati finanziari ha avuto ripercussioni anche sull'economia reale, causando pesanti danni al sistema delle imprese e al mercato del lavoro. Nel 2008, infatti, è stato riscontrato un ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di 16 milioni di ore. Il gruppo consiliare della Lega Nord e Liga Veneta si è attivato per la tutela del lavoro, in particolare per garantire il posto di lavoro ai veneti, attraverso la richiesta di una moratoria ai nuovi ingressi di lavoratori immigrati extracomunitari. Il lavoro è sempre stata una priorità per i veneti, è questo che vuole garantire la Lega Nord, garantire i posti di lavoro ai nostri veneti, ai nostri imprenditori, a coloro che vogliono investire nella nostra economia. Dobbiamo garantire i posti ai nostri operai, garantirli anche a costo di una moratoria nei confronti dei lavoratori extracomunitari. Dobbiamo garantire le nostre piccole imprese, riducendo la burocrazia, garantendone il sostegno con la ricerca e la tecnologia. Dobbiamo garantire soprattutto anche gli ammortizzatori sociali per i nostri artigiani e piccoli commercianti. Diminuire la spesa pubblica è possibile. Come? Anzitutto evitando di costruire nuove carceri in Veneto. I detenuti delle nostre carceri per la maggior parte sono di provenienza extracomunitaria, pertanto, secondo la Lega Nord, essi devono essere rimpatriati nei loro paesi d'origine tramite accordi internazionali. Un altro metodo efficace volto a diminuire la spesa pubblica è quello di gestire l'INPS a livello regionale. A detta del Carroccio, se il federalismo costituisce un essenziale primo passo verso un utilizzo più oculato delle risorse del territorio, il fine ultimo per il Veneto deve essere l'autonomia. La spesa pubblica può essere diminuita, per esempio, non costruendo nuove carceri in Veneto. Dobbiamo svuotare quelle già esistenti, rimpatriando i detenuti stranieri nei loro paesi d'origine tramite accordi internazionali, ottenendo così il dimezzamento della spesa carceraria, che solo la società di Verona pesa giornalmente per 250.000 euro. Il solo accordo con il Marocco comporterebbe un risparmio annuo di ben 26 milioni di euro. A livello regionale il federalismo completerebbe il federalismo fiscale e i veneti avrebbero pensioni più dignitose. Vi siete mai chiesti dove spende i soldi l'INPS? L'INPS è oggi un ente di assistenza di massa, raccoglie dove ritiene più opportuno e distribuisce a pioggia sotto forma di pensioni di invalidità, disoccupati, lavori socialmente utili e contributi figurativi. Nonostante qualche dato relativo al terzo trimestre del 2009 renda più ottimisti gli esperti di economia, il Veneto continua a soffrire i morsi della crisi e le ricadute sul piano occupazionale si rivelano ancora pesanti. Il gruppo consiliare regionale della Lega Nord e Liga Veneta ha appoggiato una serie di misure anticrisi messe in campo dalla Regione in quest'ultimo anno. Si tratta sia di interventi rivolti a comparti specifici come l'agricoltura o il turismo, sia di interventi legati a politiche di sostegno del reddito e di reinserimento e ricollocazione di chi ha perso il lavoro. Oltre che soffrire per il calo delle commesse, le nostre piccole e medie imprese venete soffrono una crisi di liquidità dovuta ai ritardi nei pagamenti o addirittura ai mancati pagamenti, senza trovare spesso un adeguato supporto da parte delle banche per quanto riguarda i prestiti. È per questo che noi come Lega abbiamo appoggiato in pieno l'ultimo dei provvedimenti anticrisi adottati dalla Giunta regionale.
che prevede che Veneto Sviluppo anticipi somme di denaro a quelle imprese che vantano crediti o nei confronti di altre imprese per delle forniture oppure nei confronti della pubblica amministrazione per dei lavori già eseguiti. Il finanziamento inoltre permette la copertura di rate che le imprese non possono restituire per mutui a tasso agevolato che hanno ottenuto per i loro investimenti.